Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Ok, seconda tappa, adesso facciamo vedere tutto. Intanto andiamo un attimo a portare davanti i nostri, poi facciamo le protezioni e vediamo se riusciamo a portare qualcuno in fuga per i primi traguardi di montagna e robe così. Allora, questa è la mappa, eccola qua. Saint-Lô, Cherbourg, Octeville, tappa di collina. Aspettate un attimo che non vorrei già avere qualcuno davanti. Infatti, ecco, attenzione, già l'errore. Ok, vai. Adesso, una volta che li portiamo davanti, poi decidiamo cosa fare. Eccoli qua. Allora, vai. Perfetto. Era Boaro il porco del Bo. Ok. Sta arrivando Sagan, gatto. Ok. Se mi arrivano magari Bennati e gatto. Ho bisogno di Sagan, dai Sagan muoviti. Ora Sagan Sagan è perfetto per questa tappa, una delle tappe proprio di Piterone. Ho scaricato qua. Ok, adesso allora, qua stanno già scappando via un po'. Perfetto, ok, anche Sagan è arrivato. Allora adesso Polanski. Ecco, adesso Polanski mi deve tirare un po' per recuperare da sti stronzi. Questo primo traguardo l'abbiamo perso. Ma adesso dobbiamo andare subito. Tanto mettiamo protezione di Contador, chiaramente il nostro leader. Mettiamo Kreuziger. Deve proteggere Contador. Ok. Boh. Allora, Polanski. Polanski deve tirare. Mi deve tirare Polanski, deve recuperarmi. Forse però è stato un po' lento, dovevo partire prima. Non va bene, non va. Perché sono anche traguardi 4 di categoria 4, insomma, non è proprio una roba devastante, ecco. Ok, stiamo cercando di recuperare. Ma poi vediamo chi portare magari. Bravo Polanski, bravo, bravo. C'ho Sagan, può vincere Sagan qua. O Kreuziger. Ma non ho già un bel vantaggio però, 18, 15. Eccoli qua, c'è Cancellara. Polanski comincia a essere stanco. Mettiamo Rogers. Niente, sta tattica è andata a fare in culo però, Niente da fare. Ma allora qua abbiamo il nostro Roger. Ok, Roger sta arrivando. Bravo Rogers. Perfetto, ho preso Woods. Ma poi volevo partire con un porco, volevo partire. Niente, qua c'è già addirittura un gruppo che si è staccato, ragazzi. Si è staccato sti stronzi qua. Sono già staccati, bravi. No, ormai qua ho paura che... Allora, beh, intanto cancellare è preso, perfetto. Fabietto cancellare è preso, buono. Ok. E adesso, appena parte qualcuno... Adesso vediamo con chi partire la Sagan, chiaramente no. Gatto, no. Polanski... Nemmeno Boaro, ma Boaro non tiene. Kreuziger deve proteggere, Contador chiaramente no. Bennati. Però Bennati può fare collina ed è anche nella solo a sto punto potremmo provare con Bennati.
Ora portiamoci i bennati davanti. E cazzo che indietro che è però sto fio della mignotta. Oh. Devo un po' riabituarmi ragazzi con... qua stanno riscappando, benissimo. Vai bennati. Andiamo via con gli altri, dai. Scattiamo con bennati. Daniele Benati. Ok. Oh, oh, che sposo, si sono scappati via sti stronzi. Catroia! Non li riprendiamo neanche, ma dai, ma che cazzo? Eccoci qua, eccoci qua. Perfetto. Prendiamo la borraccia. E manteniamo la posizione, ok. Perfetto, abbiamo 3 minuti di vantaggio, sicuramente teniamo sotto d'occhio loro, torniamo qua. Mettiamo Boaro a portare la borraccia. Ok. Perfetto. Passiamo nel gruppetto principale con un uomo, col Benna. Mancano 5 km dal traguardo di montagna, perfetto. Non è che ce la possiamo fare ragazzi. Vai Benna. Sta recuperando anche bene. Adesso noi chiaramente non abbiamo bisogno di tirare perché comunque abbiamo un gruppo, abbiamo un uomo davanti, quindi... Vediamo... Oddio, qua mi partono già. Speravo in una partenza un attimino dopo, invece mi sono partiti subito le merdacce, vaffancuore. Niente, ci hanno anche massacrato proprio. Male, 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 male. Siamo stati sorpresi come pippe proprio. Vabbè, almeno siamo nel gruppo qua, dai. L'unica cosa positiva. Ok, vabbè, uno in fuga lo porteremo sempre comunque, uno alla fuga di giornata. Andiamo un po' veloci. A loro mancano 119 km. Il resto della squadra è tranquillo, le borracce ci sono. Siamo a 6 minuti e 14. Adesso chiaramente il gruppo comincia a tirare, vediamo un attimo chi sono sti stronzi. Sì, ha preso le redini, ha preso la Lampre merita, certo, 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 chiaro. Giusto così, giusto così. Ok, a sto punto come bennati. Conviene anche poco tirare adesso perché tanto ci prendono sicuramente. Facciamo prendere la borraccia qua al porco. Vabbè, loro se ne sono andati, non mi interessa onestamente. Ecco, torniamo nel gruppo. Ok, sono tornato nel gruppo anche Bennati. No, non mi ispirava più, ho sbagliato qualcosa, devo veramente riprendere la mano bene per le gare, diciamo, senza un solo ciclista. La maglia gialla è chiaramente Marcel Kittel, che è un po' porco oggi. Ah, beh, borracce, borracce, vai Boaro. Dai, torna presto, quanto mancano? 60 km. Ok. Ora tra un po' mettiamo Kreuziger a tirare. Allora, perché il buon Kreuziger chiaramente non può vincere il tour impossibile con 78 a sto livello. Va bene, dopo mi tira Kreuziger e ci porterà su lui per vedere se Sagan riesce a vincere. Ok, quanto mancano? 40 km. 1,15 della fuga, c'è Chavanel, il mitico Shava Tsuruka, scusate non me ne ricordo, Arredondo, ok.
Ok, la fuga di giornata ormai è andata. Perfetto. Sagan c'ha un -3, quindi tirare tanto con... Vabbè. Ok, tra poco adesso cominciamo, andiamo pianino, la borraccia c'è. Ok ragazzi. Mikel Landa ci prova. Vai Kreuziger. Mettiamo a tirare Roman Kreuziger. Vai Romanone. Vai Kreuziger. Sagan è qua. E adesso Romanone deve fare il suo lavoro sporco. Non deve scattarmi nessuno in faccia, porca puttana. Oh, i primi tengono però. Voglio vincere tutto. Kreuziger lo spalo. A me ragazzi le classifiche a punti e montagna. Io punto a vincere tappe e a vincere la maglia gialla. A me, quelle cazzo di maglie là non mi hanno mai gasato troppo, sinceramente. 15 km. Sagan è qua, è un -3. Dai Romanone. Oh madonna, ma sti qua pompano comunque. Ok. Dobbiamo riposare i Kreuziger che non avevamo neanche un po' massacrarlo. Vai Rogers. Ok, perché ci siamo. Loro hanno mollato. E adesso tocca a Rogers fare il suo lavoro. Se ce la fa magari, grazie. Vai Rogers. Ok. Vai raga. Ok, il pelotone è al completo adesso. Ultimi 7 km. Mettiamo Sagan. Merda, mi stanno partendo via. Eh sì, se ne stanno andando ste merde. Ok. Roger può anche... Roger è qua. Però dov'è Sagan? Dio Cristo, muoviti Sagan, Dio... Tanto facciamo una cosa con Kreuziger, proviamola con Kreuziger. Vai, facciamo scattare via Kreuziger. Effetto sorpresa Kreuziger, invece Sagan lo teniamo buono. Sagan non ce la fa proprio col -3. Allora, se partiti con Kreuziger, vediamo. Kreuziger in testa. Vai Roman. Non ce la fa Kreuziger, mancano 1,5 km, troppo poco. Proviamoci. Vai Kreuziger. Vai Kreuziger, vediamo se l'ha fatta con roba. Vai, 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 vai. No, niente, niente. E gli altri proprio fuori. Sagan disastroso. Niente, Sagan mi è proprio crollato. Ho perso io il momento. Vabbè, lo facciamo tirare. Qua tanto, insomma, chi se ne fotte. Peccato di poco. Kreuziger, forse secondo... No, sì. Neanche a podio, neanche a podio. No, podio, sì! Terzo posto, grande. Bravissimo Kuma. Terzo posto, benissimo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Il -3 di Saga mi ha distrutto. Buono, sono soddisfatto. Dal terzo posto va bene. Podio. Allora, ok. Alfa Filippo vince. Ok, maglia gialla. Kreuziger quarto. Bene, bene. Molto bene. Cancellara montagna. Kittel a punti. Giovani alla Filippo. Squadre aveva perso il primo posto. Peccato. Ok raga, dai che ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi con calma. Contador mantenuto là, buono. Primo podio comendiano. Ok raga. Kittel difende la propria maglia da leader. La classifica a punti coi denti. Ok. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano, prossima tappa. Prossimo tappone, eccolo qua, un tappa per velocisti. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!